Il voto non so, sa se io voglio dare un voto al mercato del Napoli, però io vi dico questo, mi è sembrato di vivere nel multiverso della follia di De Laurentiis nel mercato. Per me è stata una sessione di mercato estiva surreale. Questo è stato il primo anno in cui veramente ogni giorno io aprivo le varie app di notizie del Napoli e tutto, e sapevo con certezza che quantomeno ci sarebbe stata un'indiscrezione, che il Napoli stava cercando qualcuno, che sono stati comprati giocatori con veramente una volontà ferrea di venire qua, sono stati presi giocatori rispettando l'idea dell'allenatore, cioè sono state fatte una serie di operazioni per la squadra intesa come giocatori e club in generale, sul brand e su tutto quello che concerne la società, che veramente mi ha fatto vivere praticamente in un altro universo quest'estate. E questo per arrivare a dire che per me è un mercato che io quantomeno gli do 8 e mezzo, ma perché mi voglio mantenere, perché a prescindere è stata una sessione di mercato a, proprio che rasenta la perfezione, per quello che si può fare in Italia rasenta la perfezione, e Allora, vedo che io comunque molti sono d'accordo.